proposta delle leve dell'86, del 96 e del 2006 vede spaziare un po' gruppi folk che arrivano qua e là da varie estrazioni subregionali della nostra isola. Andiamo nel Campidano, una terra molto ricca, una terra favorevole anche per lo sviluppo della cultura folclorica legata al suono delle launedas in particolare, e quindi anche dell'abito, della tradizione, della tipicità sia dell'uomo e sia della donna, e di conseguenza anche del ballo. Il nome che porta questo gruppo è legato veramente ad uno dei personaggi più importanti che hanno dato lustro alla città, in particolare nella creazione del primo gruppo folco. Questa invece associazione culturale nasce nel 2008, quindi parliamo di 16 anni di vita, sempre e comunque alla ricerca della valorizzazione, dello sviluppo del ballo, della tipicità. Ad accompagnare il gruppo folco, questa associazione culturale, un giovane suonatore di launedas di Quartus Sant'Elena che è Michele Deiana, sul palco qua di Piazza Senatore Cheri alla festa di Santa Lucia, l'associazione culturale Fedora Puzzu di Selargius. Porta l'emblema di Selargius non solo all'interno di quelle che sono le belle feste nella nostra isola, ma esportano questo prodotto anche oltre il terreno e oltre le Alpi. A me avrebbe fatto piacere stasera, come penso a tutta la comunità sarulese riunita qua in piazza per la festa di Santa Lucia, poter ospitare tutte e 9 le formazioni che sono state chiamate per onorare la festa appunto di Santa Lucia. E invece dobbiamo dare notizia che non saliranno sul palco sia l'associazione culturale Gruppo Folk Murales di Orgosolo e l'associazione culturale Sas Nugoresas di Nuoro. Tutti abbiamo letto, tutti abbiamo ascoltato anche i passaggi dei mass media. Purtroppo nella giornata di Pasquetta si sono consumate alcune situazioni tragiche, inaspettate per le due comunità, sia per la città di Nuoro che hanno perso Patrick e Ethan, e sia per Orgosolo che ha perso anche loro un giovanissimo, Giovanni Antonio. Tutti e 3 ragazzi tra i 14, 15 e 16 anni che vorrei ricordare con un minuto di raccoglimento. Grazie. Grazie. Grazie per questa sensibilità della comunità di Sarule. I balli, perché questa è una giornata di festa anche nel ricordo di queste 3 giovani vite, di questi 3 angeli che stasera sicuramente dall'alto del cielo sono vigili sentinelle perché tutto vada bene. Ma abbiamo iniziato veramente col giusto piglio con il gruppo folk Montegonare e andiamo avanti. Una comunità, quella di Selargius, che attraversa la sua storia legandola fortemente quindi a questi meravigliosi abiti che indossano le donne ma anche gli uomini, e poi a quei tratti identitari che accompagna sempre la storia stessa delle comunità campidanesi legate alle 3 canne, cioè a Sudumbo, Samancosa e Samancosena, ovvero le launedas che stasera, come già presentato, verranno suonate da Michele Deiana di Quartu.
I balli sono molto tipici perché ci riportano indietro nel tempo. Il primo, ad esempio, su Balle Brazza, ma anche a Sarule, tanto tempo fa era di moda questo dell'uscita della messa domenicale o la mattina o quello della sera, improvvisare il ballo da piazza, come sarà appunto su Balle Brazza, mentre il secondo su Balle Ogai è più legato al periodo di carnevale, quindi ad una festa particolare, ad una festa dove ognuno a volte cercava una identità nascosta, ma di nascosto a volte c'era sempre una donna. Ecco, Balle Brazza, Balle Ogai, Fedora Puzzu, Selargius.